27 unità operative chirurgiche al lavoro, 132 sale operatorie, circa 4.000 interventi al mese con la punta più bassa di 2.502 ad aprile 2020 in pieno lockdown. Non si è mai fermata l'attività operatoria dell'azienda ospedaliera di Padova. Nessuno stop a trapianti e chirurgia maggiore in questi quasi 2 anni. Ha un po' pagato la chirurgia cosiddetta minore, quella che in qualche maniera poteva essere un po' rinviata perché non era o emergente o diciamo non dava una perdita di aspettativa di vita. Però stiamo recuperando anche su quello. In piena pandemia, il 29 giugno 2020, l'ospedale ha avviato il reparto di chirurgia d'urgenza con personale dedicato che ha ricoverato in un anno 864 pazienti, eseguito 492 interventi. Questo ha permesso di incominciare un processo di separazione tra l'urgenza e l'elezione, permette di dare un miglior servizio. Sono stati assistiti più di 800 persone in un anno, l'emergenza media è diminuita rispetto allo storico perché l'equipe è dedicata, quindi dà immediatamente risposta con protocolli codificati e ovviamente vuol dire dare più spazio agli altri pazienti. Il problema sono le risorse umane e la mancanza di infermieri e medici. 10 gli anestesisti ricercati con urgenza dall'ospedale di Padova. Nel frattempo il professor Merigliano rinnova l'appello alla vaccinazione anti-Covid. E oggi sono ricoverati 39-40 pazienti, 9 in terapia intensiva. Sono pazienti che stanno ricoverati a lungo. Se fate i conti vedete che sono giornate di ospedalizzazione dedicate al Covid sottratte ad altre persone. E quindi il fatto di non vaccinarsi vuol dire anche portare via possibilità di cura, di terapia, di trattamento della persona.